forse ieri sera ha trovato cadavere stamane nel veronese, asfissiato nella cisterna che stava pulendo. È un 44enne bosniaco, la nuova vittima del lavoro in un Veneto sempre più insanguinato. Reddito di cittadinanza e quota 100, dopo l'approvazione del decreto è negativo il giudizio del mondo sindacale e produttivo. L'allieva pilota veneziana che ha denunciato il nonnismo dei suoi commilitoni alla Latina in un nuovo video però è lei a partecipare allo stesso trattamento. La difesa insorge, una vendetta degli accusati, dice illegale, partecipava per non essere emarginata. Montagna devastata, sarà 3 milioni di euro il totale di versamenti nel conto corrente aperto della regione, il grazie di Zaia. Si parte a maggio, i veneziani saranno esentati, l'annuncio del sindaco del capoluogo lagunare Luigi Brugnaro sulla discussa tassa di sbarco. Furti di trattori in provincia di Treviso, ormai è emergenza, l'ultima razzia a Vittorio Veneto, vertice in prefettura con gli agricoltori esasperati. Disoccupato trova un portafoglio con 900 euro, lo restituisce, apparteneva al dirigente di un'azienda vicentina che lo assume. Una coppia di portuguari invece riporta il portafoglio trovato, ma prima usa la carta di credito per comprare 2 telefoni. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque soltanto qualche giorno fa commentavamo e vi raccontavamo di una tragedia sul lavoro a Selvazzano Dentro nel Padovano e stamane la scoperta di un'altra tragedia, un 44enne bosniaco, nuova vittima in questo Veneto sempre più insanguinato, morto probabilmente nella serata di ieri anche se il corpo è stato trovato questa mattina perché era intrappolato all'interno di un'auto cisterna. Pochi istanti drammatici per scrivere un nuovo tragico capitolo della strage. Gli istanti in cui un uomo soffoca asfissiato mentre pulisce dall'interno una cisterna, una trappola mortale. E ancora la provincia di Verona farà aggiornare il libro nero degli infortuni mortali, quello stesso territorio scaligero che nel 2018 ha contato più vittime in Veneto, 28, nel totale da brividi di 113 croci nella nostra regione in appena 12 mesi. Accade a Villafranca poco prima delle 12. In via Pasubio, SUEM e Vigili del Fuoco vengono allertati per la presenza di un autotrasportatore privo di sensi all'interno di una cisterna adibita al trasporto di granulati. I pompieri accorsi da Verona, anche con il personale del nucleo NVCR, aprono le bocche di riempimento per arieggiare la cisterna ed entrano dotati di autoprotettore dalla parte terminale adibita allo scarico, ma l'uomo, un 44enne della Bosnia-Erzegovina, è già morto. Si presume fosse entrato nella cisterna per pulirla dai residui di un precedente carico quando sarebbe rimasto asfissiato. L'allarme è stato dato dalla stessa ditta di trasporti di Bergamo che non riusciva a mettersi in contatto con l'autista, vedendo il camion fermo nel parcheggio attraverso il GPS del camion. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri e il personale dello Spisal. Solo qualche giorno fa la morte del 59enne travolto e ucciso per errore dal collega a Selvazzano Dentro, in una Padova che da poco si era asciugata le lacrime per la fine di Marian Bratu, terza vittima della strage delle Acciaierie Venete, che aveva concluso la sua tragica battaglia con la sofferenza dopo mesi di rianimazione. Lo scenario dopo i drammi è sempre lo stesso, la rabbia dei colleghi e quello dei sindacati. È una guerra perché adesso uno che si sveglia la mattina per andare al lavoro e non fa ritorno a casa la sera è un dato assolutamente che non può essere preso come un dato normale, come una possibilità. La richiesta nel Veneto che ormai conta 115 vittime, con oggi in testa a Verona, poi Padova, Treviso e Venezia, senza dimenticare gli infortuni che non uccidono ma rendono invalidi molti lavoratori, resta una: aggiornare nei fatti concretamente quel tavolo in regione sulla sicurezza del lavoro lanciato mesi fa con un accordo scritto a Venezia. Altrimenti il racconto delle tragedie è destinato a continuare e forse a peggiorare. Sindacati che oggi intervengono insieme al mondo produttivo su un altro tema. Questa non è cronaca, ma è diciamo cronaca politica delle ultime ore, l'approvazione del cosiddetto decretone, il decreto che dà il via libera al reddito di cittadinanza e quota 100. Ieri l'annuncio di Conte, Di Maio e Salvini, oggi le reazioni, e sono reazioni negative in tutto il territorio, compresa la Marca.
Reddito di cittadinanza e quota 100. Il decreto è stato approvato dal governo ed ora i cittadini cominciano a fare i conti con proiezioni ancora molto incerte sui numeri dei potenziali aventi diritto. Secondo una classifica del Sole 24 Ore, per quanto riguarda reddito di cittadinanza sarebbero 18.500 le famiglie trevigiane coinvolte dal provvedimento, poco più del 5% del totale, con la Marca che si piazza al 102esimo posto nella classifica nazionale delle 110 province. Ancor più risicata la stima della CGIL, secondo la quale il reddito di cittadinanza interesserebbe nel trevigiano una platea di 10-15.000 persone. Per quanto riguarda le pensioni, sempre secondo la CGIL, i lavoratori che potrebbero usufruire di quota 100, 62 anni di età e 38 di contributi, a poter andare in pensione comunque con un assegno mensile ridotto sarebbero circa 30.000 persone in Veneto, tra le 4 e le 5.000 in provincia di Treviso. Ma al di là dei numeri, la manovra del governo suscita molte più critiche che plausi nel mondo produttivo e sindacale del nostro territorio, manovra di facciata che ha ipotecato il futuro economico del paese per la Camera del Lavoro. Il reddito di cittadinanza è un percorso a ostacoli che tra l'altro non dà vere risposte alla povertà, perché il tema vero è che percorsi di inclusione fai oltre l'aspetto economico, e quota 100 in realtà risponde solo parzialmente, molto parzialmente, alle esigenze del mondo del lavoro, perché l'esigenza vera del mondo del lavoro, in particolare a Treviso, è di chi ha iniziato particolarmente giovane a lavorare nel loro ambito di lavoro. Non c'è niente per dare protezione a tutte le carriere lavorative discontinue che riguardano le nuove generazioni, cioè quelle persone che non entrano in una fabbrica e ci stanno là per 40 anni, ma cambiano 10-15 lavori e molto spesso hanno anche dei vuoti contributivi. Fortemente negativo nel merito anche il giudizio della Confartigianato della Marca trevigiana. Noi riteniamo che si debba favorire il lavoro e non la vendita assistenziale. Su questo, sommato un po' anche alla questione di mandare in pensione gente prima rispetto al passato, chiaramente ci preoccupa perché non riteniamo che nei nostri territori ci siano forze giovani in grado di sostituire chi andrà in pensione. Questi dunque i giudizi forti per quanto riguarda il decretone, quota 100 e il reddito di cittadinanza. Poi però sappiamo che il governo sta lavorando anche su un altro percorso, un percorso che è stato per lo più accidentato finora, quello dell'autonomia. Oggi a Vicenza il Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie Erika Stefani ha ribadito un po' quello che già aveva detto ieri il governatore Zaia nella sua lettera ai cittadini del Sud, cioè i governatori di tutte le regioni facciano proposte sull'autonomia, perché l'autonomia vale per tutti ed ha funzione per tutti. Ritmi serrati, un lavoro intenso. Si viaggia a grandi passi verso l'autonomia chiesta da 2.200.000 veneti. Una chance non solo per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ricorda il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani. Invito i governatori anche di tutte le regioni di fare delle proposte di autonomia, perché l'autonomia è proprio la capacità, concedere appunto la possibilità di lavorare sulle proprie capacità, però è anche una grande sfida, è la sfida di portare la classe politica a essere molto responsabilizzata, perché nel momento in cui si porta il centro di governo, di decisione più vicino al territorio, più il territorio ha la possibilità di verificarne anche gli buoni effetti o i cattivi effetti. Autonomia per tutti, per il nord e anche per il meridione. Condivide appieno il Ministro Stefani la lettera aperta scritta dal governatore Zaia ai cittadini del Sud. È una lettera aperta in realtà che non è solo rivolta alla gente del Sud, ma anche alla classe politica del Sud, perché il Sud è bellissimo, sarebbe il fiore all'occhiello di tutta l'Italia, una potenzialità enorme che è stata sacrificata da una storia che purtroppo ha impedito per certe volte di avere proprio una valorizzazione. Ma anche vi è una responsabilità della classe politica. Autonomia, potenzialità enorme, ribadisce il Ministro, e la prima intesa sarà ben chiara. Ministro, febbraio è il mese decisivo? Per me è un mese decisivo, per noi tutti abbiamo fatto un lavoro enorme, abbiamo fatto i tavoli tecnici, abbiamo fatto i tavoli politici, i confronti, i dibattiti, adesso arriviamo al dunque e dove ci sarà la possibilità quindi di valutare se alla fine sarà un tipo di autonomia che piace ai governatori o no.
Il Veneto intanto attende anche un'altra cosa dal governo, cioè i fondi per risarcire chi è stato colpito, le tantissime persone colpite durante la devastazione del maltempo, la montagna devastata. In attesa di questi fondi sono arrivati a 3 milioni di euro i bonifici che continuano ad affluire sul conto corrente della Regione, aperto per raccogliere appunto i fondi da utilizzare a sostegno delle popolazioni dei territori colpiti dalla devastata annata di maltempo di fine ottobre. Il commento di Luca Zaia è arrivato subito: il grande cuore dei Veneti si sta manifestando ogni giorno di più con una generosità commovente, dice Zaia, rappresentata in egual misura da grandi aziende che hanno versato migliaia di euro e da gente comune che ha donato ciò che poteva. Sono il primo, dice Zaia, a essere incredulo di fronte a tanta spontanea, meravigliosa generosità, che altro dire, 3 volte grazie, come i 3 milioni arrivati nel conto corrente e che sono a quanto pare destinati ad aumentare. Torniamo alla cronaca adesso, perché se è vero che la grande piaga del Veneto è quella degli infortuni sul lavoro, ce n'è un'altra purtroppo, ed è quella degli incidenti mortali. L'ultimo in ordine di tempo, quello a Chioggia, stamane. Un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite in un tragico incidente stradale accaduto stamani poco prima delle 8 lungo la vecchia Romea in via Rebosola a Chioggia. Lo schianto nel tratto compreso tra la rotatoria di Capasqua e la darsena della Marina di Brondolo. Per causa in corso di accertamento si sono scontrate 3 auto e nell'incidente ha perso la vita Alessandro Fanton, 56 anni, di Chioggia. A bordo della sua Kia Carent viaggiavano il figlio di 18 anni ferito ma non in pericolo di vita e la moglie ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Rovigo. Grave all'ospedale di Chioggia anche una chioggiotta di 40 anni che si trovava al volante di una Peugeot. Miracolosamente illeso invece un 51enne di Rovigo che guidava una Ford Focus. I soccorsi del personale del 118 sono stati tempestivi e pur tuttavia non c'è stato nulla da fare per Alessandro Fanton, molto noto nel Chioggiotto per la sua attività di elettricista. Gli agenti della Polizia Locale di Chioggia hanno eseguito rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell'incidente che si presenta complessa, pur se sicuramente ad originare la tragedia potrebbe essere stata un'invasione di corsia. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo in zona, prima per estrarre i feriti dalle auto, poi per mettere in sicurezza i veicoli. I carabinieri hanno deviato il traffico che è rimasto bloccato per oltre 3 ore. Solo attorno alle 11:15 la provinciale 7 è stata riaperta alla circolazione. E solo poche ore prima un'altra tragedia a Vicenza. Traditi forse dall'asfalto bagnato dalla pioggia, i 2 giovani a bordo dello scooter che si è scontrato con una Panda sul cavalcaferrovia di Viale della Pace a Vicenza intorno alla mezzanotte. Violentissimo lo schianto, con i 2 giovani occupanti dello scooter sbalzati sulla carreggiata e l'auto e la piccola moto finite contro un palo. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, sanitari del SUEM 118 e agenti della polizia locale. Vani soccorsi per uno dei 2 giovani, un cittadino filippino di 32 anni, morto nonostante i tentativi di rianimazione del medico e degli infermieri. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo il secondo scooterista. Sotto shock e portata in pronto soccorso anche la conducente della Panda. Ed ora di nuovo il caso del presunti atti di nonnismo alla scuola di volo di Latina, ormai una guerra di video, quella che vede contrapposta la giovane ragazza che ha denunciato quanto sarebbe accaduto e chi invece ne è accusato. Ti sfoghi pure. Questa volta i ruoli sono invertiti. La sergente ventenne di mira Giulia Jasmine Shift, che ha sporto denuncia contro i colleghi del corso di volo all'aeronautica militare dopo il battesimo del volo, è protagonista della cerimonia del pinguino. Lo si vede in un altro video diffuso a testimonianza che anche lei sta dall'altra parte. C'è un allievo appena diventato pilota portato a spalla sulla pista fino alla piscina. I volti sono pixelati eccetto quello di Giulia, dove la si vede ridere, scherzare e stringere in mano una canna di bambù con cui frusta, per così dire, il posteriore del suo collega. Altro passaggio del rito di iniziazione, proprio come avevano fatto anche a lei.
E mentre sul caso di Giulia è stata aperta un'inchiesta della Procura Militare di Roma e istituita una commissione interna all'aeronautica militare, il caso è stato commentato da più parti. In un tweet di Samantha Cristoforetti, pilota dell'aeronautica militare e prima donna italiana astronauta a far parte degli equipaggi dell'ESA, ad esempio, si legge, seppur senza chiari riferimenti: nel lontano 2001, dopo il mio primo volo da solista al 70° stormo di Latina, uno dei giorni più belli della mia vita. Un grande in bocca al lupo alle allieve pilote e agli allievi piloti dell'aeronautica militare che oggi stanno lavorando duramente per realizzare il loro sogno. Restiamo nel veneziano, andiamo però a Venezia, si parla della tassa di sbarco, oggi alcuni chiarimenti e anche un annuncio da parte del sindaco Brugnaro. Pensiamo di fare un provvedimento di giunta entro, penso, il 4-5 di febbraio, poi andrà in Consiglio Comunale entro fine febbraio, dopo 60 giorni diventerà attuativo, per cui diciamo dai primi di maggio sarà operativo. Saranno esentati sicuramente tutti i cittadini veneziani. A distanza di qualche settimana, il sindaco Brugnaro rivela i primi dettagli sull'applicazione della tassa di sbarco a Venezia, che dovrebbe partire, annuncia, a inizio maggio. Nessuna anticipazione sul costo, anche se il primo cittadino dice di avere già un'idea, ma su altri aspetti rivela: sarà un provvedimento che dovrà andare su 3 anni, nel senso che l'obiettivo nostro è arrivare a una carta, una prenotazione al fatto che vogliamo controllare i flussi, e proprio la gestione di questi operatori diventerà uno dei fulcri dello sconto, del vantaggio. Barche elettriche, più elettriche possibili, disponibilità a cambiare flussi quando serve, il racconto e la cultura che daremo ai nostri ospiti, che non sono turisti ma sono persone, per raccontare come è bene vivere a Venezia. Cioè, non si può arrivare con la canottiera, infradito, il peofora eccetera, non è proprio il massimo. Fondamentale poi sarà la partecipazione di tutte le parti coinvolte. Oggi ho parlato con categorie, singoli operatori, perché stiamo facendo tutto il lavoro di ascolto delle categorie sul ticket per Venezia. Ho trovato grande disponibilità, grande ascolto, anche grande preoccupazione, perché giustamente si va a mettere le mani su una situazione che va avanti così da 40 anni, però tutti hanno capito che la difesa del cittadino che abita nel centro storico di Venezia è preminente e basilare. Questo è l'obiettivo principale della nostra azione, per cui tutti quelli che vorranno dare una mano a spiegare che a Venezia, se possibile, non si viene con l'infradito, se possibile si capisce che la città ha un costo superiore, che non è possibile sedersi per terra a mangiare, che purtroppo ha un costo, è più costosa di altri luoghi. Ecco, gli operatori che ci aiuteranno in questo avranno dei vantaggi anche poi che potranno scaricare sulla tassa. La cronaca ci riporta a parlare di influenza. Leggiamo dal sito del Gazzettino una notizia che viene da Rovigo, perché ci sono 3 persone della provincia di Rovigo colpite in maniera grave dall'influenza, ricoverate in rianimazione negli ospedali di Padova e Rovigo, in particolare una 38enne al 7° mese di gestazione che si trova in rianimazione a Padova con prognosi riservate. Gli altri 2 sono un 64enne e un 56enne con pluripatologie croniche. Ancora la cronaca, le razzie di trattori e di mezzi agricoli non si fermano nella Marca, allora è stato necessario un vertice in prefettura. Ho aperto il cancello qua, il portone, ho trovato il deserto. Ho girato gli occhi e ho visto che manca tutto. 3 trattori. 3 trattori. Il furto subito a fine novembre dall'azienda agricola Masona Torreselle di Piombino d'Ese, Campagna e anche nella vicinissima Badoere, ha aperto una stagione drammatica per le aziende agricole della Marca. I furti di trattori, mezzi che costano anche 100.000 euro, non sono più casi isolati, ma si contano a decine. 3 trattori a Cessalto, bottino oltre 250.000 euro, altrettanti a Motta, 2 a Resana, ritrovati questi ultimi grazie al GPS in un camion con targa rumena pronto a partire per l'Europa dell'Est. L'ultimo furto è notizia di queste ore in un'azienda agricola di Vittorio Veneto, una recrudescenza di colpi che ha portato la Coldiretti di Treviso a chiedere aiuto alla prefettura con il presidente Giorgio Polegato, che ha incontrato il prefetto Maria Rosaria Laganà. Creerà un comitato ad hoc per questa emergenza, appunto con le forze dell'ordine, in modo da capire come poter prevenire questi
tipi di reato. Mezzi caricati su container o camion schermati per disattivare il GPS, colpi mirati e rapidissimi. Il sospetto è che dietro questo saccheggio nelle aziende agricole ci siano delle bande organizzate e specializzate, forse anche con basisti locali. Di qui la richiesta della Coldiretti di istituire una vera e propria task force per indagare su questi furti che rischiano di mettere in ginocchio molte aziende del territorio. Comunque i mezzi vengono caricati su dei camion, su dei rimorchi, perciò li portano via interi e nonostante abbiano degli furti, nonostante non abbiano le chiavi su, comunque hanno questi sistemi e poi non si sa bene dove vadano a finire. Poi chiaramente le assicurazioni dove nel caso sia assicurato chiaramente non coprono mai la spesa stradale e uno si trova che ha speso magari anche 100.000 euro per un mezzo, si trova magari a distanza di poco, magari con valore non dico dimezzato ma quasi, insomma. Qualche istante di pubblicità, poi parleremo di portafogli che vengono ritrovati e con in un caso una ricompensa davvero importante. 100%. Rieccoci in studio in diretta per parlare di due storie simili che riguardano portafogli ritrovati, perché se a Fontana Fredda nel Pordenonese una coppia di Portoguaro ha trovato un portafoglio in un supermercato, l'ha raccolto e l'ha restituito, ma prima ha pensato bene di, male in questo caso, di utilizzare la carta di credito all'interno del portafoglio per comprarsi 2 smartphone e quindi è scattata la denuncia. C'è chi invece nel Bassanese ha raccolto un portafoglio, un borsello con 900 euro, l'ha restituito, la ricompensa è stata davvero importante. L'onestà paga. Ricordate il cittadino di Cartigliano che la scorsa domenica, passeggiando con la moglie lungo Brenta, aveva trovato un portafoglio con oltre 800 euro in contanti e senza pensarci un attimo lo aveva portato al sindaco? Quel gesto gli ha portato fortuna. Dopo i consensi ricevuti da più parti, per Omar Chamku, 59enne originario del Marocco, è arrivato anche un lavoro. Il proprietario del portafoglio ritrovato, infatti, è il dirigente di una nota conceria bassanese, conceria che oggi ha offerto un impiego ad Omar, padre di 3 figli e fino a domenica disoccupato. Mi sembra quasi una favola da raccontare, una bellissima notizia soprattutto per Omar, per la sua famiglia, insomma contribuire al mantenimento con un lavoro vero e proprio credo sia una grande soddisfazione. A pagare dunque è stata l'onestà. Una persona che restituisce un portafoglio con tutti questi soldi non può che essere un lavoratore affidabile e quindi il datore di lavoro ha premiato insomma ecco questo suo comportamento. E non sono mancate neppure le polemiche e qualche illazione legate all'origine straniera di Omar. È un cittadino italiano, è un residente di Cartigliano, al nostro territorio da molti anni, ha dimostrato con un gesto di avere una grande educazione civica e va dato il merito a lui, punto. Allora le parole dell'imprenditore che lo ha assunto, Bernardo Finco, sentiamolo. Bernardo Finco, cosa l'ha convinta ad assumere questo lavoratore? Innanzitutto questa provata moralità, perché uno che trova una discreta somma e che ha il proprio senso morale di restituirla quanto prima è una bella persona. Poi abbiamo conosciuto questa sua difficoltà e insomma siamo un'azienda, la missione dell'imprenditore è quella di creare posti di lavoro, abbiamo sempre avuto lavoratori, mi pare che in tutto abbiamo contato 38 nazionalità, quindi siamo un po' un'azienda, è un po' anche per sfatare i pregiudizi alla Oliviero Toscani che ovviamente sono ubriaconi, che sono razzisti, dovrebbe venire a farsi un giretto il buon Oliviero Toscani che non conosce la realtà. Immagino che quando è arrivato da voi Omar si attendesse solo un ringraziamento. Che faccia ha fatto quando gli avete offerto un lavoro? No, ancora di più, cioè il mio collega che ha avuto questa disavventura di perdere gli ha dato anche una ricompensa molto, secondo me, consistente. Vero è che ha ricevuto tutta la somma e non la voleva, quindi a maggior ragione è da apprezzare questa persona. Adesso parliamo di bimbi e autismo. Rinnovato e riorganizzato a Villa del Conte il centro di cura dell'ULSS 6. Non anonimi ambulatori, ma ambienti accoglienti, stimolanti, dove leggere, disegnare, sporcarsi, toccare e conoscere materiali e colori, esprimersi.
Con l'autismo si deve giocare d'anticipo appena viene riconosciuto. A Villa del Conte l'ULSS 6 Euganea ha rinnovato gli spazi per la cura dei disturbi dello spettro autistico nel centro Riobò, nome che cita una poesia di Aldo Palazzeschi. L'autismo in Veneto è in aumento, la diagnosi precoce, il giocare d'anticipo, l'unica soluzione. Perché sappiamo che se noi riusciamo a intercettare questa patologia il prima possibile, riusciamo anche a mettere in atto tutta una serie di procedure, tutta una serie di interventi che permettono anche di vivere una vita più normale possibile, ma di rallentare anche il decorso. La struttura accentra i vari servizi di cura che erano sparsi sul territorio, serve 162 pazienti dell'Alta Padovana. Gli utenti sono bambini fin dai 18 mesi e ragazzi di massimo 18 anni. E quindi questo consente una riabilitazione e un inserimento nel tessuto sociale molto precoce, quindi con danni molto inferiori rispetto al passato. Il servizio è retto da un'equipe multidisciplinare composta da neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, educatore professionale, fisioterapista, terapista della neuropsicomotricità e operatore sociosanitario. Agisce in rete con le famiglie, la scuola e con le altre istituzioni del territorio. Quel territorio dove le imprese restituiscono i profitti alla società. Alla ristrutturazione del centro Riobò hanno contribuito con 30.000 euro anche i privati. Abbiamo capito che è una malattia che affligge sempre più persone e che quindi dobbiamo cercare di sostenere le famiglie e questi bambini. Ma quello che ci è piaciuto soprattutto è vedere come gente del pubblico, quelli della ULSS, sono particolarmente strutturati per sostenere progetti di questo tipo. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Torna ad essere stabile il tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto. Non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Tuttavia il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche un po' coperto, un po' ovunque. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi. Massime comprese tra i 3 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, al mattino avremo nubi su tutti i settori montuosi, mentre altrove sarà per lo più soleggiato. Col passare delle ore, nuvolosità in aumento un po' su tutti i settori, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 3 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizione di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. Non si esclude tuttavia qualche addensamento al pomeriggio sui settori meridionali, ma senza piogge. Temperature minime comprese tra i -1 e 0 gradi, massime tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.